Ti volevo chiedere l'importanza di questa manifestazione, secondo te come sindaco? Si tratta di una manifestazione molto importante perché è una mostra che facciamo da tanti anni e soprattutto è un momento in cui tutto il paese veramente collabora perché l'argomento interessa molto la popolazione, anche perché è un argomento che appartiene un po' alla nostra storia e anche un po' alla nostra vita quotidiana, perché in queste zone insomma tutte le famiglie si dedicano anche alla coltivazione degli orti e quindi è molto sentito come argomento. Cosa ti è piaciuto di più del convegno che si è tenuto stamattina? Ma sì, è stato un convegno molto interessante ovviamente, tutti gli interventi come da sempre avviene in questa mostra sono sempre molto, aprono anche un po' le prospettive anche di sviluppo del nostro territorio. Devo dire che oggi in particolare mi è piaciuto molto l'intervento del professor Sosmel dell'Università di Udine, perché concretamente ci ha dato un po' delle indicazioni importanti per poter diciamo, utilizzare questa mostra e questo evento però a favore di un progetto per un recupero del nostro territorio, facendolo però in maniera molto calibrata, in maniera molto ragionata, senza improvvisare le cose. Ecco, e devo dire che questo l'ho trovato molto interessante e penso che avrò modo di parlarne sicuramente con la mia amministrazione, ma anche di poter davvero, ecco, sarebbe forse un sogno che mi piacerebbe realizzare in questa amministrazione, di avviare un progetto di questo tipo.